Il Comune di Imola, Area Blu, le associazioni di categoria e non ultimi i commercianti e gli operatori economici hanno festeggiato sabato 1° ottobre il completamento dei lavori di riqualificazione di via Appia tratto tra via Cavour e via Galeati. L'amministrazione comunale in questi anni ha investito oltre 20 milioni di euro nel centro storico per valorizzare uno dei centri più belli della nostra regione e anche del nostro paese. Abbiamo fatto tantissimi investimenti, dalle piazze ai contenitori culturali, teatri, musei, abbellimento di strade. Oggi questo è uno dei centri storici più belli perché è tenuto bene, è riqualificato bene. Noi abbiamo fatto molti investimenti perché crediamo in questo centro storico, non l'abbiamo mai nascosto. Forse sono gli investimenti più rilevanti di 10 anni di governo di questa città e alcuni di questi iniziarono addirittura prima. Dunque penso che Imola abbia tutte le condizioni in questo centro per essere vivo, pieno, vissuto, e anche chi ne dà una lettura e un'immagine sbagliata deve ricredersi, perché questo è un centro storico pieno di gente, 3 giorni alla settimana è pieno di gente perché ci sono i mercati, alla sera comincia ad essere frequentato da tanti ragazzi anche attraverso locali nuovi ed in più che hanno investito nella nostra città e nel nostro centro storico. Dunque ci vuole voglia di fare insieme, collaborazione. Quello che noi stiamo cercando di dire a tutti è che insieme possiamo crescere, migliorare ulteriormente, migliorare gli orari, migliorare i tempi, migliorare gli eventi, migliorare la promozione di questo centro, perché il nostro futuro dipenderà anche dalla capacità di attrarre persone da altre comunità e da altre città. Le condizioni ci sono tutte e questa amministrazione continua ad investire nei suoi contenitori culturali, nelle sue strade, nelle sue piazze, e questo è un centro molto bello, pulito e ordinato. Chiunque viene qui, dai premi importanti di grandi figure che operano nel nostro teatro, che vengono a rappresentare eventi culturali, tutte le volte che le incontriamo ci chiedono come facciamo a tenerlo così pulito, così ordinato, così apprezzabile. Possiamo solo crescere. Io credo che questo sia un compito nostro e anche dei commercianti, lo dobbiamo fare insieme perché non c'è un'ordinanza del sindaco che risolva i problemi dei consumi dei cittadini, così come non c'è un'ordinanza del sindaco che possa trarre qui nei negozi persone se queste persone non vogliono venire, quindi deve essere un lavoro di coesione. Intanto cominciamo a parlarne bene e già questo sarebbe una grande iniezione di fiducia, perché oggi credo che ci siano le condizioni per promuovere Imola meglio di ieri, e questa è una città molto bella che ha in tutto questo un grande potenziale anche per crescere nella distribuzione, nella rete commerciale e negli affari, che sono comunque importanti per i commercianti perché generano lavoro e crescita. In questo quadro il ruolo di Area Blu importante, Area Blu partecipata dal Comune di Imola, che è un po' il braccio armato di questa operazione. Area Blu siamo noi, Area Blu è una società creata, controllata dalle istituzioni, che risponde ad un obiettivo preciso del Comune, che è quello di realizzare un piano di sosta, curare la mobilità, farla con alte competenze tecniche. Credo che sia una di quelle cose che ha funzionato bene a proposito di società partecipate, è una di quelle società che ha dimostrato di saper investire, di trovare anche buone cose, di saper lavorare bene per la rigenerazione del centro storico. Tutte le riqualificazioni più importanti degli ultimi anni, nelle strade, nelle vie, nelle piazze, hanno trovato in Area Blu un protagonista attivo, no? Che non è solo colui che gestisce la sosta e incassa le tariffe della sosta. Quelle tariffe servono per fare i parcheggi e anche per tenere questo centro storico senza scritte, per pulirlo bene, per arredarlo bene e per investire anche in eventi ed iniziative per generare crescita e anche un business più grande per i commercianti e per gli imprenditori. Dunque è molto bella questa virtuosità e questa collaborazione. Si incassano le tariffe sì, perché la sosta è pagata e costa ovunque, si realizzano nuovi parcheggi sì, ma si ritorna anche un pezzo di quell'utile ad una manutenzione del centro che oggi ci porta a non avere scritte sui muri e ad essere una delle città, diciamo così, esempio anche di pulizia e di decoro nel nostro sistema regionale. Assessore Marchetti, dopo questa riqualifica di via Appia si pensa di renderla anche pedonale in accordo con le associazioni, ne state parlando? Sì, questa è una novità importante perché durante i lavori di riqualificazione di questo tratto di via del centro storico è maturata anche nei commercianti l'opportunità di renderla pedonale. È evidente che
anche gli acquisti sono molto migliori se si passeggia anziché fare passaggi in automobili, no? Quindi già in questi giorni in cui è stata comunque chiusa la strada, in attesa appunto di ridefinire insieme ai commercianti e alle associazioni, appunto a chi ha attività in questa strada, le modalità anche di chiusura, c'è un riscontro molto positivo. È evidente che c'è una vivibilità maggiore da parte dei cittadini in un'area che è pedonale, no? Quindi non transitano automobili ed è molto più semplice, lo si vede anche dalle immagini, il passeggio sia per i pedoni che per le biciclette. Quindi penso che sia un passo avanti proprio nella riqualificazione complessiva del centro storico. Scendiamo nel dettaglio dei lavori di riqualificazione di questo tratto di via Appia con il responsabile tecnico di Area Blu Marino Casadio. I costi dell'operazione sono circa 350.000 euro, di cui 200.000 sostenuti da ERA, che ha fatto i sottoservizi, cioè ha rifatto le reti di acqua, gas e alcuni tratti di impianti elettrici, e 150.000 il rifacimento della pavimentazione. La pavimentazione è stata fatta con la pietra in arenaria come nel resto del centro storico, due cunette sempre in arenaria che dividono la parte che era pensata come parte carrabile e che quindi è stata fatta in asfalto. Dico era pensata perché questa ipotesi di pedonalizzazione chiaramente cambia leggermente l'uso di quello che sarà la strada. Insomma. Che rimarrà così però. Sì, a questo punto chiaramente rimarrà così e non è che vada male così, ecco, diciamo che è stata pensata per essere mantenuta le caratteristiche di prima, quindi le larghezze dei percorsi pedonali sono diversi perché quello di sinistra, era pensato come era ciclabile come era prima. È chiaro che in una logica di pedonalizzazione si sarebbe potuto tenere il tutto più centrato. Assessore Raffini, questa via Appia in festa ha sottolineato anche un certo rapporto diretto che l'amministrazione comunale e il suo assessorato in particolare ha con i commercianti. Sì, direi che è così, ha colto bene lo spirito della festa. La intenzione del nostro assessorato è quella di avere un rapporto molto più stretto con le associazioni e quindi anche con i commercianti. Come ho già detto, io voglio che il centro storico non sia più un problema ma che sia un'opportunità per i commercianti. Noi tutti abitiamo a Imola, io sono il primo, ho piacere se il centro storico è vissuto, è sempre la memoria di una città e quindi non c'è intenzione da parte dell'amministrazione di vessare in qualche modo, ma di aiutarli. Sono aperto e l'ho già confermato alle associazioni, abbiamo istituito un po' di tavoli anche ultimamente per questi lavori, ma lo facciamo anche per il centro storico tutto. L'intenzione è quello di avere un dialogo continuo, trovare strumenti che siano di mediazione tra gli interessi dei commercianti, gli interessi della città e anche dei cittadini. E allora in conclusione questa festa com'è andata? È il tempo di fare un piccolo bilancio di questa via Appia in festa? Ma questa festa mi sembra che sia andata benissimo. Penso che via Appia così piena, adesso al di là del fatto che anche quando hanno fatto delle feste forse solo i mercoledì riempiono così tanto la via Appia fino adesso. E invece, sentendo anche gli esercenti, la via dà enormi opportunità, la gente ha il tempo di passeggiare, qui c'è un'altissima concentrazione commerciale di esercizi, quindi la gente può fermarsi, ci sono degli esercizi come bar e ristoranti, quindi il fatto che sia così pieno di persone è una conferma che è stata apprezzata. Può diventare dunque un modus operandi per le inaugurazioni in centro storico quello di festeggiare insieme ai commercianti? Sì, io me lo auguro e mi auguro anche che questo sia l'inizio di un modo di collaborare e portare anche più manifestazioni nel centro storico, come chiedono i commercianti, con più continuità, perché è chiaro che fatte spot non servono, ma se l'amministrazione ha questa intenzione in un centro storico vivibile, percorribile anche a piedi, però con manifestazioni, con aiuto ai commercianti per poter fare cose, secondo me potrebbe essere una soluzione.